Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati questa mattina. Sono veramente contento di fare la nostra colazione, come diciamo sempre, insieme e con un amico, un uomo di sport, ma soprattutto con il rieletto presidente del CONI Veneto, professor Dino Ponchio. Buongiorno, presidente. Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci guardano e ascoltano. Allora, Presidente, intanto ti faccio i complimenti per questa rielezione. Sei ancora tu al timone del CONI Veneto. Insomma, soddisfazione, penso assolutamente sì. Soddisfazione sì, la soddisfazione non è tanto, ma è anche mia, non devo nasconderlo, ma è soprattutto per essere riuscito a compattare, ricompattare lo sport veneto attorno a me e soprattutto alla mia squadra che ho proposto, che è stata eletta tutta in blocco come giunta per la governance del CONI e quindi il coordinamento dello sport in Veneto. Sono contento, ma è anche un'assunzione di responsabilità perché pur avendo superato i mari tempestosi dell'inizio del primo quadriennio, cioè la pandemia Covid, poi la seconda pandemia, come chiamo io, la pessimissima legge di riforma dello sport, adesso siamo in mari un po' più tranquilli e come ho segnato nel mio programma elettorale che ho presentato sabato all'Assemblea, a rivedere le stelle era il titolo del primo e qui ho aggiunto puntini puntini cercando quella polare a testimoniare che la stella polare in genere indica la traccia, la strada, la via, la rotta per arrivare in porto sicuro e per me questo è l'obiettivo, arrivare in porto sicuro, portare in porto sicuro lo sport veneto. Il quadriennio che si è appena concluso, adesso riapre con questa nuova elezione. Insomma, l'hai già detto tu, insomma, la pandemia, la doppia pandemia, è un momento che lo sport ha veramente ha subito e insomma, si è sentita anche un po' di difficoltà. Ora, come hai detto tu, le acque sono un po' calme e quindi il progetto è seguire questa stella polare per portare lo sport veneto in porto sicuro. E su questa stella polare che cosa ci mettiamo? Quali sono i programmi? Ci mettiamo come obiettivo simbolico, ma che poi si declina con tante decine, centinaia di iniziative, ci mettiamo che dobbiamo aiutare tutti insieme, non certo io, non solo il CONI, ma tutto il movimento sportivo che è formato dalle federazioni, discipline associate, enti di promozione, le benemerite, i dirigenti tecnici e soprattutto, naturalmente, gli atleti. Dobbiamo traghettare lo sport veneto in particolare a essere quello del terzo millennio, cioè adatto alle esigenze della società, non società sportiva, ma della società in toto attuale, che eh, esige, mi viene da dire esige, chiede con forza servizi a tutto tondo e noi, le società sportive, le ASD, che sono le cellule vitali del nostro mondo, devono attrezzarsi per offrire servizi a tutto tondo, quindi con il sacro rispetto dei campionati e delle gare e quindi anche dello sport agonistico. E quando sento attacchi allo sport agonistico io mi secco molto, che è un eufemismo, mi incazzo proprio, perché la parte agonistica dello sport sana, praticata con il rispetto di se stessi, degli altri e delle regole, è scuola di vita, come dicono tutti ormai, anche tutti gli amministratori, è soprattutto la parte liturgica dello sport. Poi, insieme a questo, non è un altro sport, è lo stesso sport, quello di base educativo, formativo, è un secondo aspetto, la seconda faccia della medaglia, ma le due medaglie, sport agonistico e sport di base giovanile formativo, sono interconnesse e autosupportanti. Senza quello agonistico che mostra i nostri campioni che accendono la fiaccola della voglia di far fare sport ai giovani, non ci sarebbero i giovani e senza i giovani che sono la base non si esprimerebbe il vertice che sono i risultati di eccellenza. Quindi è un movimento unico. Sì, E questo movimento deve fare un salto di qualità, come dicevo, e le società devono
essere in grado di offrire servizi a tutti, quindi ai ragazzi e alle ragazze che fanno lo sport, i campionati, ma anche alle mamme che portano i ragazzi a fare lo sport, ai genitori, alle famiglie, agli enti pubblici locali, all'imprenditoria, agli sponsor, a tutta la sfera che contorna alle scuole, all'università, tutta la sfera che gira attorno al fatto sportivo, di modo che oltre ai campionati si organizzino eventi, si sia inclusivi, si facciano feste, ci siano le club house, ci siano occasioni di incontro anche per trovare autofinanziamenti affinché le società non dipendano come un nodo scorsoio alla gola dai finanziamenti pubblici o solo dai finanziamenti pubblici, ma ci siano delle diversificazioni delle entrate per autofinanziarsi. Quindi lo sport è sempre più un collante sociale, possiamo dire così, che intorno allo sport si crea una comunità allargata dove tutti possono trovare il loro ruolo al di là del campo, come dicevi tu, ma anche a livello proprio amministrativo, a livello organizzativo, a livello dirigenziale, insomma una grande famiglia intorno allo sport. Proprio così. Questo è l'obiettivo, diciamo, finale, che si declina con tante cose, con le feste in piazza, con la giornata nazionale dello sport, con i festival per lo sport regionale che abbiamo inventato con la regione l'anno scorso, occasioni in cui lo sport si mostra nelle piazze fuori dai luoghi sacri per far vedere quanto lavora e quanto lavora bene per far crescere i nostri ragazzi e ragazze, ma si declina con la scuola dello sport e con la parte formativa e informativa di tutta la filiera, tecnici, allenatori, educatori, ma in questo frangente soprattutto i dirigenti che sono aggrediti da questa riforma del lavoro sportivo. Ecco, si declina con i progetti CONI, i centri CONI, gli educamp, si declina in 1000 modi che devono cercare di fare evolvere le nostre ASD da quelle del secondo a quelle del terzo millennio, cioè adatte a questi tempi. Anche perché sono eventi che poi, se dopo guardiamo ogni volta, facciamo il sunto di ogni evento, attirano attenzione, attirano persone, quindi vuol dire che l'interesse c'è, quindi è questo il punto su cui lavorare, però, e questo è inutile che ci giriamo tanto intorno, c'è anche un grande evento dove tutti saranno protagonisti e saranno queste Olimpiadi. Ecco, quanto le Olimpiadi possono essere un ulteriore volano per l'attività che hai detto prima. Le Olimpiadi sono, con un mio slogan coniato oltre 45 anni fa, tutta un'altra cosa rispetto a cosa? A qualsiasi cosa, ai campionati europei, ai mondiali, a qualsiasi altra manifestazione, tutti gli atleti che partecipano alle Olimpiadi vengono segnati e tutti dicono questo, le Olimpiadi è l'acme, è l'empirio della pratica sportiva. Detto questo, molti tra virgolette, riempiono la bocca di questa legacy, cioè quello che dovrebbero lasciare le Olimpiadi sul territorio. Secondo me, ringraziando per il coinvolgimento che abbiamo avuto come CONI regionale, che è quello di fare la promozione dell'attività. Quando mi chiedevano della pista di bob, ho sempre risposto: a me della pista di bob può interessare o non interessare, sono cavoli del governatore Zaia, del mio grande presidente Malagò, del ministro Abodi, del governo. Ecco, quello che ci interessa a noi è di avere promosso lo spirito olimpico e quello che insegnano le Olimpiadi nelle scuole e soprattutto adesso il coinvolgimento per la ricerca, reperimento, selezione, brutta parola, insomma, individuazione dei volontari, ne servono tanti, 18.000, il Veneto ha una quota a parte riservata dove noi potremmo anche mettere becco, cioè fare qualche suggerimento, poca roba, ma insomma. E lo stesso vale per i tedofori, la fiaccola olimpica farà Cortina Milano e quindi passerà per tutte le città capoluogo, 5 città capoluogo saranno sede di tappa con palco, manifestazione, gioia e festa e con il tripode che si accenderà la fiaccola, insomma belle cose. Noi abbiamo circa da individuare per il Veneto credo 200, 300, 400 tedofori
come CONI abbiamo l'onere e l'onore di segnalarne alcuni, qualche decina. Io ho scelto, per non fare confusione, dato che sono esclusi i politici, sono esclusi chi ha cariche pubbliche, sono esclusi anche i rappresentanti del clero, perché le Olimpiadi sono aconfessionali, ho segnalato tutte medaglie d'oro olimpiche, per non sbagliare. Quindi i tedofori segnalati dal CONI Veneto sono tutti, vanno dalla Simeone alla Pellegrini, alla Dorio, a Rossano Galtarossa, che è anche mio membro di giunta, insomma tutti super campioni. Poi se avanzerà a qualche posto si vedrà se può entrare qualche dirigente, insomma, che non abbia targhe politiche. Tutto qua. Quindi il nostro coinvolgimento è questo e ci va bene. Se serve 5 metri con la fiaccola te li faccio anch'io volentieri, sai. Sì, beh, come dico... Cazzo, deve essere invece, al di là della battuta, deve essere una grande emozione, un grande onore, un grande piacere portare quella sì, un grande onore anche fare. I tedofori sono 18.000 che servono e sì. Tutti dicono, però tanti, quindi c'è posto per tutti. No, sono 18.000 per il mondo, Sì, cioè vengono da tutto il mondo. L'Italia credo ne abbia una buona fetta attorno ai 5.000, una cosa del genere. Il Veneto ne aspettano 600, che non sono pochi. È una bella quota. Senti, l'hai detto Rossano Galtarossa, allora senti, se mi permetti io leggerei i nomi della tua giunta, no? In modo che così almeno me li leggo, che non vorrei dimenticare nessuno. Allora, per le federazioni abbiamo Clara Campese, Vladi Vardiero, Roberto Nardi. Per gli atleti abbiamo Andrea Albertin. Per le discipline... per gli atleti per gli atleti abbiamo Rossano per gli Galtarossa. enti, scusami, mea culpa, scusami. Per gli enti, Andrea Albertin. Per le discipline Monica Stecca e gli atleti appunto Rossano Galtarossa, e per i tecnici Luca Terrin. Insomma, una bella squadra, una bella squadra. Una bella squadra, praticamente è la mia squadra della tornata precedente, del quadriennio precedente. Non c'è più, e mi dispiace in qualche modo, ma lo ringrazio per la collaborazione, Guido Di Guida, che avendo fatto 3 mandati non era più ricandidabile. Questa tagliola che taglia la gola anche a Malagò l'ha tagliata anche al mio amico Guido Di Guida, ma è entrato un altrettanto super valente dirigente e presidente di federazione, che è Vladi Vardiero della Filcam, e quindi abbiamo 6 settimi riconfermati, e con l'entrata di Vladi Vardiero, e cercherò con loro aiuto e con l'aiuto di tutto il mondo dello sport di andare verso quel porto di cui parlavamo prima. Con i tuoi delegati, che anche quelli fanno... I delegati sono in corso d'opera. Certo. Naturalmente per fare il delegato CONI bisogna fare una domanda, come per entrare, come per fare il presidente, come per fare il membro di giunta. Adesso i delegati chi vuol fare il delegato ha fino al 27 di aprile per fare le domande. In base alle domande poi io nominerò i delegati, perché il delegato è nominato, non è eletto. E devo dire però che la squadra che esce è molto solida, molto fidata, e io, se non ci sono passi indietro di qualcuno di quelli che ci sono per la riconferma. Qualcuno ha problemi professionali, perché bisogna anche vivere, e noi facciamo i volontari puri. Se vediamo se i 2 più o meno che hanno problemi per quadrare la tempistica e i lavori ce la fanno, se no li surrogheremo. Esatto. Senti, in chiusura, Presidente, l'hai nominato e non posso non chiederti un commento, un qualcosa, 2 parole per quanto riguarda il Presidente Malagò. Insomma, l'hai detto tu, la tagliola di questo 3 mandati sembra, anzi, non lascia spazio ad un nuovo incarico. Insomma, cosa ti senti di dire? Parto con una battuta. Come ho detto a lui, se non fossi malagoniano, cioè pro Malagò, lo sarei diventato in questo frangente, perché gli attacchi furiosi, impropri, pesanti, inopportuni, assolutamente deleteri che ha avuto in genere e dalla politica in particolare in questo frangente sono inaccettabili per noi mondo dello sport. Puoi dire non puoi fare il terzo mandato perché
c'è qualcosa, un regolamento, una legge che lo impedisce, ma entrare nel merito di quello che ha fatto Malagò bisogna dirgli solo bravo. Detto questo, non può continuare, probabilmente è così. Fino a 10 giorni fa, 15, qualcuno del suo entourage ci sperava ancora nella proroga del mandato. Io credo che ormai non ci sia niente da fare, bisogna guardare il futuro. Ci sono candidati di grande livello, i nomi si sanno, insomma, che vanno da Pancalli, che ha lasciato la guida del CIP per correre per quella del CONI, che nella sua testa ha anche la, non dico fusione, ma la convivenza, collaborazione, intersecazione, ecco, mi viene tra CIP e CONI, e io sono perfettamente d'accordo. Poi c'è il Bonfiglio, presidente della Canoa, grande dirigente di sport. Poi in pectore c'è Diana Bianchedi, poi c'è quel signore che nessuno conosce della vela, ma insomma non lo vedo come un candidato. La Bianchedi vediamo se arriva, è una grande campionessa, una grande dirigente. Io dico solo la mia posizione. Io sono perché lo sport e il massimo ente che guida lo sport, coordina lo sport, il CONI, abbia a capo, come guida, come faro, un uomo di sport. Non accetterò mai che la politica partitica ci inculchi qualcuno dall'alto. Niente da fare. Io spero, sono sicuro, voglio credere, anzi, ripeto, sono sicuro che il mondo dello sport sarà in grado di trovare una figura degna all'interno del mondo dello sport per fare il capo del CONI. Presidente, io ti ringrazio. Come sempre è molto piacevole parlare con te, ti auguro buon lavoro, ci sentiremo, lo sai, spesso e volentieri, mi auguro, e quindi avanti tutta e insomma lo sport veneto è ancora in buone mani. Grazie, ciao, ciao a tutti.